Agricompleanni, settimane verdi, vacanze in fattoria. La didattica verde entra nella vita dei giovani e giovanissimi del Veneto grazie a progetti di avvicinamento a realtà sane, pulite, con prodotti a chilometro zero e animali o pesci allevati con tutte le accortezze del caso. Così la Domenica delle Fattorie Didattiche diventa anche un motivo in più per promuovere questo mondo. Qua siamo in Trotticoltura Bresciani, dove l'azienda negli anni si è trasformata in fattoria didattica, un'azienda estremamente importante, estesa, dove viene coltivato il pesce, in poche parole. Però la cosa più importante, come dicevamo poc'anzi, che negli anni si è trasformata in punto di informazione, in punto di conoscenza anche per i più giovani. E la cosa fondamentale e bellissima è che proprio appena fuori dei cancelli abbiamo il passaggio della Treviso-Stiglia, quindi i proprietari hanno capito che unendo le due cose si poteva trasformare un'azienda. Lo scopo è semplice ma arduo al contempo. Cominciare a tirar fuori i ragazzi, soprattutto quelli che vivono in città e che magari non hanno mai visto una gallina, non sanno dove, come nasce un uovo, è una grande possibilità perché li portiamo a contatto con la natura, gli si insegna quello che è il mondo rurale e poi appunto si fa anche turismo. Ora non è una novità, ma la nostra legge anche a livello nazionale si parla sempre di più del cosiddetto turismo rurale e questo è importante perché è anche far crescere un'economia locale legata a un territorio che magari è meno noto di altre destinazioni conosciute in Veneto, ma che possono essere una grande opportunità anche per tutte quelle persone che vogliono venire a visitare la nostra splendida regione.